La raccolta dei rifiuti presso l'isola ecologica di via Alessio Di Giovanni ad Agrigento è un autentico flop, una grande presa in giro, insomma. Non si può definire diversamente. Coloro che questa mattina a Fontanelle, nell'orario indicato, ovvero dalle 9 alle 11, si sono recati nell'apposita isola ecologica, hanno trovato un grande cassone praticamente inutile, che non serve alle esigenze delle famiglie, visto che per disfarsi di una semplice valigia bisogna telefonare al comune per il ritiro a casa. Questo perché l'isola ecologica Fontanelle serve solo a raccogliere rami e fogliame. Da qui la grande presa in giro per la gente civile che non vuole gettare i rifiuti per strada, come purtroppo fanno molti sporcaccioni, ma non viene però agevolata dal comune, che non fa proprio nulla per agevolare le persone educate. Il competente assessorato comunale e il competente assessore al ramo dovrebbero correre ai ripari e darsi da fare e magari chiedere scusa ai cittadini che questa mattina hanno perso il loro tempo recandosi inutilmente all'isola ecologica di via Alessio Di Giovanni. Signora, lei parlava, siamo persone civili, vorremmo quindi gettare i rifiuti nei posti giusti, ma qui a Fontanelle l'ha presa in giro questo carrozzone inutile. È inutile, infatti abbiamo tante cose, abiti usati, metalli e purtroppo non sappiamo dove buttarli. Lei è venuta stamattina per buttare abiti usati. Una cosa, questo non c'entrano, vero? Quindi praticamente a Fontanelle hanno detto di questa postazione mobile che serve solo per i rami secchi. Sì, per la raccolta delle foglie e dei rami secchi. Quindi anche una valigia bisogna chiamare il camion a casa. Sì, e quindi è un costo in più e anche un ingombro in più. E quindi una vergogna in più, diciamo. Infatti.